Tutto pronto per la seconda corsa, si riparte dunque Enrico Dei Greppi, Embassy Wise AS, Elecode Indal, Evan Spritz, Estasi di No, Elena Selfs in prima fila e Eletta Jet in seconda, favori netti per Estasi di No, Marco Stefani, numero 5. Ancora un centinaio di metri allo stacco. Discosta Elena Self, sbaglia Evan Spritz mentre si lancia in avanti Estasi di No. Numero Sbaglia 1 anche Enrico Dei Dei Greppi, squalificato. E in seconda posizione serra sotto così Embassy Wise nei confronti di Eletta Jet, poi più indietro c'è Elecode Indal. Ancora Elena Selfs. Intanto primi 200 completati in 15,5, siamo al completamento del quarto iniziale, 31,2 per Estasi di No, che guida tranquillamente nei confronti di quello che è la controfavorita Embassy Wise AS. In terza posizione c'è invece Eletta Jet. Fuori corsa invece Enrico Dei Greppi. Cavalli davanti alle tribune, sempre condotti da Estasi di No nei confronti di Embassy Wise AS. La terza posizione per Eletta Jet, avanza all'esterno ora Elecode Indal, mentre più indietro c'è Elena Selfs che precede Evan Spritz, rimesso dopo l'errore iniziale. Chilometro completato in 1:21. Continua a comandare la gara numero tranquillamente 4 Evan No, Spritz, la squalifica per squalificato. nuovo errore di Evan Spritz. Siamo a poco più di 450 dal palo. Entra in vantaggio sulla curva finale Estasi di No, ha spostato all'esterno Embassy Wise AS, infilato all'interno da Eletta Jet. Poi c'è Elecode Indal, completamento della piegata con in piena accelerazione ora la favorita e battistrada Estasi di No, che allunga ancora nel finale. Estasi di No, battute conclusive, si allunga per vincere nettamente. Il secondo posto è per Eletta Jet, che precede Embassy Wise AS. Vince dunque la favorita, 1:17,4 il tempo finale, ragguaglio finale, con 28,9 per l'ultimo quarto di gara, e secondo posto per un'ottima Eletta Jet, che precede sul traguardo Embassy Wise AS, che aveva avuto l'ardire di spostare ai 400 finali. Bel primo piano dunque di questa allieva di Marco Stefani, società Alessandrini per conto dello stesso Francesco Alessandrini.